Il 6 aprile 2021 è stato pubblicato il nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il testo arriva a quasi un anno dalla precedente edizione e porta con sé molte conferme e novità particolarmente interessanti, con l'intento primario di integrare e armonizzare il protocollo e gli altri provvedimenti ed atti emanati e pubblicati nel corso dell'ultimo anno. Vediamo nel dettaglio i punti salienti di questo aggiornamento. Rimane in generale confermata l'importanza del distanziamento sociale come prima linea di difesa, da favorire negli ambienti di lavoro ricorrendo per quanto possibile alla riduzione del numero di persone presenti e in particolare alla riduzione negli ambienti condivisi. Interessante è l'indicazione di organizzare per quanto possibile una rotazione del personale interessato dal collocamento in cassa integrazione, questo al fine di garantire equità nel trattamento, quindi evitando di privilegiare alcuni, anche dal punto di vista economico, rispetto ad altri, nonché finalmente l'utilizzo nel testo dell'espressione lavoro agile per indicare ciò che fino a questo aggiornamento era stato chiamato un po' impropriamente smart working, come suggerito dallo stesso Mario Draghi. Che poi sarebbe quasi la stessa cosa, quasi, visto che nella legge italiana il termine smart working non è previsto. Altra interessante novità è il recepimento della circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 in materia di gestione dei periodi di quarantena e isolamento. Lo schema indicato in detta circolare diventa quindi il riferimento unico e per il rientro in azienda del lavoratore non sarà più necessario il certificato di avvenuta negativizzazione. Tuttavia c'è un'altra importantissima novità. I lavoratori positivi da più di 21 giorni non potranno essere riammessi al lavoro se non dopo aver effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo. Anche per la pulizia e sanificazione dei locali è da segnalare una ulteriore armonizzazione. Dopo la circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020, diviene parte integrante del protocollo anche la circolare numero 17644 del 22 maggio 2020, contenente le istruzioni per la pulizia degli ambienti non sanitari dove non sia stata riscontrata permanenza di casi confermati positivi a Covid-19. In materia di dispositivi di protezione individuale, il nuovo protocollo conferma che le mascherine chirurgiche sono ancora da considerarsi a tutti gli effetti equiparate a dispositivi di protezione individuale, secondo le previsioni del decreto legislativo 81 del 2008. Soprattutto, con questo aggiornamento, l'obbligo di utilizzo viene esteso a tutti gli ambienti di lavoro condivisi, sia al chiuso che all'aperto, indipendentemente dalla possibilità di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro. La possibilità di svolgere l'attività lavorativa senza protezione respiratoria viene quindi limitata ai soli casi in cui il lavoratore si trovi in condizione di efficace isolamento, quindi ad esempio un ufficio ad uso esclusivo. L'uso dei dispositivi di protezione individuale, mascherine chirurgiche o maschere FFP2 e FFP3, è inoltre indicato come obbligatorio per qualsiasi riunione in presenza quando questa sia giustificabile, cioè quando la riunione si renda necessaria e urgente nell'impossibilità di collegamento a distanza. Quindi per una riunione continua a rimanere prioritaria la videoconferenza. Tornano poi ad essere ammesse le trasferte, sia nazionali che internazionali, purché caso per caso, datore di lavoro, RSPP e l'eventuale medico competente effettuino una valutazione specifica considerando la destinazione, la tipologia di attività previste e tutte le altre peculiarità che possono influenzare il rischio di contagio per i lavoratori coinvolti. In tema di formazione dei lavoratori diventa importante la doppia conferma della possibilità di erogare la formazione a distanza, qualora non si rendano necessarie attività pratiche all'interno del percorso formativo, così come di svolgere anche attività formative in presenza, a condizione che siano rispettate le misure previste dalla legislazione vigente in materia di contenimento del contagio da SARS-CoV-2. Bene, queste sono le novità principali. Se volete approfondire e leggere il testo integrale, seguite i link sul post. E se volete continuare ad essere informati sulle ultime novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, seguiteci sui nostri canali di comunicazione, sia sui siti di Vega Engineering e di Vega Formazione, che sulle nostre pagine presenti sui principali social media.